C'è poco da cantar vittoria. Il Veneto, come il Friuli e le province di Trento e Bolzano, sono in fascia gialla, il che significa nessuna restrizione se non il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e quelle già in vigore. Eppure l'andamento dell'epidemia è tutt'altro che rassicurante. Non sono ore facili, anche se qualcuno magari stando a casa dice ma alla fin fine io vedo attorno a me che non è che c'è brutto tempo, anzi c'è il sole anche oggi, no? La verità è che abbiamo 1200 persone ricoverate, 1274 persone ricoverate, che sono verosimilmente 3 begli ospedali già occupati da pazienti che non sono pazienti ordinari. Lo dico perché questo ci porta, dopo l'assessore Lanzarin lo farà in maniera didascalica, ci porta a dire che nei Covid Center, ovviamente lasciando la discrezionalità ai direttori generali, ma in alcuni Covid Center si va alla sospensione totale delle attività. Ovviamente fatte salve quelle oncologiche, fatte salve ovviamente dove possibile per anche i percorsi diciamo distinti, il tema dei punti nascita, però ambulatoriale, day surgery, week surgery e tutte queste attività diciamo vengono sospese. È ovvio che non siamo stati programmati per gestire una sanità in questa maniera, ma non ci sono alternative. Ai cittadini cosa dico? Approfitto di questo punto stampa per parlare con sincerità, come ho sempre fatto con i cittadini. La situazione è una situazione di allerta critica, che non sappiamo che evoluzione avrà nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Abbiamo una proiezione di pensare, di immaginare, ma non è certo, che il modello matematico, l'algoritmo che segue l'assessore Bottacin sia un modello che ci dice che alla volta di metà, ovviamente elaborato in casa, fatto dai nostri tecnici, ovviamente seguito dall'assessore, ci dice probabilmente verso metà novembre dovremo raggiungere l'apice. Se questa gaussiana, questa curva a campana dura dal suo inizio alla sua fine 90 giorni, la metà per noi, i 45, cascano proprio a metà novembre. Perché? Perché la curva ha iniziato a impennarsi dai primi di ottobre. Se è così, verosimilmente sempre il modello dice che potremmo avere 250-300 terapie intensive. Guardate, non dipende dal fatto che noi abbiamo il picco, no? Il problema è la gestione del sistema, la gestione ospedaliera, perché se tu hai invece che 170 come oggi in terapia intensiva ne hai 1700, ma una gestione sanitaria che permette di mostrare efficienza, tu non hai problema di salto di fascia. Cioè non è il numero puro, è la qualità del processo che viene valutata e pesa moltissimo l'aspetto dell'RCT e quindi pesa moltissimo la diffusione del contagio. Per questo l'appello lo faccio ai cittadini, perché se passiamo di fascia è perché non controlliamo bene le nostre come si può dire, le nostre abitudini, no? Il distanziamento sociale che dobbiamo fare, la mascherina e quant'altro.